Una complessa operazione di polizia ha portato, ieri pomeriggio verso le ore 16, in Calle Ponte Scarpa a Chioggia, all'arresto di Cristian Veneziani, 40 anni, incriminato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione gli agenti del commissariato hanno rinvenuto ingenti quantitativi di droga di tutti i tipi, che gli hanno valso la tradizione nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. Nell'occhio del ciclone anche il bar di famiglia, che gli inquirenti ritengono essere un'attività di copertura per mascherare quella principale, ovvero sia proprio lo smercio di droga. Si è trattato di un intervento di difficile esecuzione, come logico data l'urbanistica delle Calli, a seguito di precedenti indagini molto accurate. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito nei blog di Chioggia Azzurra. È notizia di questi giorni che due sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Veneto hanno annullato le autorizzazioni che consentivano lo spostamento di due farmacie ubicate nel territorio comunale di Chioggia. Si tratta precisamente della San Michele, installatasi a Ridotto Madonna, poco oltre la chiesa della Navicella, anziché nel centro della frazione di Brondolo, e della San Marco, traslata da Corso del Popolo in Chioggia a via Marco Polo a Sottomarina. La vicenda è ricostruita dal consigliere di Forza Italia Beniamino Boscolo. Era il 20 dicembre dello scorso anno quando la proposta di delibera approvazione delle nuove zone di influenza delle farmacie approdava in Consiglio Comunale. Un provvedimento bollato dall'assessore ad Este come argomento strettamente tecnico e quindi avulso da decisioni politiche. Commenta Boscolo: nulla di più sbagliato, ma la maggioranza grillina, supina e impreparata, almeno aveva una giustificazione per approvarla senza discutere, senza leggere il provvedimento. Alle nostre preoccupazioni relative alla legittimità dell'atto e alla presenza di ricorsi al TAR delle farmacie di Sottomarina c'erano state assicurate le sostanziali prospettive di vittoria. Anzi, era stata rincarata la dose, dicendo che votando la deliberazione l'amministrazione comunale si sarebbe presentata all'udienza di primavera con una posizione di forza. E anche qui la maggioranza stellata ha avuto modo di ribadire la propria convinzione in favore della delibera. Nulla di più errato. Due sentenze ora annullano la delibera consigliare 201-2017. Le conseguenze sono facili da intuire. Ora però che quest'ultima viene annullata da un giudice, argomenta l'esponente dell'opposizione, le farmacie San Michele e San Marco, nel caso in cui non si trovi una soluzione, dovranno tornare al loro posto. Questo è un disagio enorme, perché conosciamo i costi e le spese dell'apertura di un negozio, figurarsi di una farmacia. Ma il comune le ha autorizzate e quindi hanno fatto bene a trasferirsi. Ora chiederanno sicuramente i danni e i costi dello spostamento al Consiglio Comunale, o meglio a chi era presente e ha votato favorevolmente. Alla luce delle due sentenze del 16 luglio scorso, conclude Beniamino Boscolo, è fondamentale nell'interesse dei consiglieri comunali di maggioranza presenti, solo loro in area in aula a votare favorevolmente, l'opposizione era uscita e anche qualcuno del Movimento 5 Stelle era assente, a prendere le future decisioni dell'amministrazione in argomento, conoscere quali scenari si prospetteranno e a quali conseguenze andrà incontro l'amministrazione stessa. La Giunta Comunale ha approvato la terza tranche di eventi agostani per i centri di Chioggia e Sottomarina Lido. Assieme al carnevale estivo di sabato prossimo, alle notti bianche di Ascom, al Festival di Ferragosto all'Isola dell'Unione con lo street food e la dance latina e all'area relax in lungomare, già comunicati in precedenza, via libera anche a Chioggia in Tavola, 10 giorni di gastronomia curata dalla cooperativa Sciabica dal 16 al 26 agosto davanti al municipio. Ancora la notte delle stelle 25 agosto con la premiazione delle eccellenze cittadine a Vigo. Inoltre sono state finanziate le iniziative di Accus a Sottomarina, Fashion Night domenica 29 luglio, artisti e giocolieri di strada il 4 agosto, giovani musicisti on the road il sabato successivo, mentre sono stati già programmati anche 3 giorni di Black Friday a novembre. L'associazione Asi Ciao invece curerà 2 appuntamenti all'alba sulla spiaggia. Sogni a occhi aperti avrà luogo il 29 luglio e il 13 agosto ai bagni lungomare, con osservazione astronomica, musica classica e jazz, letture di poesie e sessioni di yoga. La Giunta invece ha detto no a un concerto della Zucchero Tribute Band in Piazza Italia a Sottomarina, in quanto era previsto per il 18 agosto in contemporanea con la Notte Bianca a Chioggia,
privilegiando quest'ultima allo scopo di evitare ingorghi alla viabilità. La spesa complessiva per l'amministrazione è di 100.000 euro. Non si ferma il mercato della Clodiense Chioggia Sottomarina per il prossimo campionato di Serie D, verso il raduno di giovedì 26 luglio. Alla corte di mister Mattiazzi arrivano altri 3 esterni d'attacco. Uno lo conosce bene per averlo allenato un anno fa ad Adria. Si tratta del 21enne Pietro Martino, scuola a Sassuolo e avvezzo alle big di categoria. Il secondo è Umberto Nappello, più esperto coi suoi 27 anni di età, reduce dal San Marino dopo varie esperienze professionistiche e 8 reti segnate nell'ultima stagione. Il terzo arriva dalle giovanili del Parma, via Correggese, si chiama Simone Calcagno, ha 18 anni e può ricoprire anche altri ruoli, dall'attaccante addirittura al terzino di fascia. Col suo arrivo la società spera di aver trovato l'uomo dei cross, della fantasia, in grado di accendere le punte lagunari. Per 3 speranze che arrivano, un gran giocatore che parte. Andrea Del Carro ha accettato la corte dell'Adriese e compie il percorso inverso rispetto al mister Mattiazzi, ad Alberto Ballarin e ad altri membri dello staff Granata. Il centrocampista bergamasco, che negli ultimi giorni era stato avvistato sulla spiaggia di Sottomarina, aveva anche altre offerte, ma si è fatto convincere dal progetto polesano, dichiaratamente mirato al salto di categoria. Un peccato non vedere più al Ballarin i suoi colpi di testa, la sua grinta indomabile, gli inserimenti fruttuosi in zona gol e quella rovesciata in estremis col Noale, che tanto ha significato per la salvezza. In bocca al lupo, Andrea. Amici carissimi della Azzurra, buongiorno e ben trovati all'appuntamento meteo con questo nuovo weekend. Scusate la voce, ma sono un pochino afonosi. Dunque l'indebolimento dell'anticiclone africano sul suo lato superiore crea e creerà ulteriori instabilità, soprattutto pomeridiano serale, causa appunto di effetti collaterali quali temporali, forti grandinate un po' macchine di leopardo e naturalmente instabilità ad oltranza. Quindi quello che ci aspetta saranno ulteriori 48 ore di tempo perfettamente instabile, che lascerà spazio ad ampie schiarite specie sulla costa e pianure limitrofe, ma che nella parte pedemontana, montana e alte pianure invece creerà ampie occasioni per temporali anche di forte intensità. Temporali che cominceranno a svilupparsi specialmente nella parte centrale della giornata per poi sconfinare anche verso le basse pianure e in alcuni casi, come si è visto anche ieri, sulle coste nord-orientali della regione. Un pochino meno, come abbiamo sempre detto, sulla nostra zona. Anche oggi quindi la situazione sembra un pochino compromessa nella parte pomeridiano-serale della giornata, dove avremo sicuramente qualche episodio temporalesco in avvicinamento appunto con qualche situazione piovosa in transito. Quindi non pioverà tutto il giorno, non pioverà ovunque, non siamo in grado di dare naturalmente le zone più piovose, ma sicuramente sembrano essere quelle praticamente tra l'Alto Padovano, Alto Veneziano e naturalmente la zona centrale della Laguna Veneta. La situazione si riproporrà anche domani, seppur attenuata nei suoi fenomeni, perché da lunedì comunque la situazione tenderà a migliorare, un ampio spazio di campo barico, sempre di matrice pseudo-africana, si impossesserà anche nelle nostre regioni, garantendo di fatto poi una settimana tutto sommato calda e stabile, come dovrebbe essere in questo periodo. Quindi una giornata oggi in forse, mettiamola così, con ampi spazi soleggiati nella mattinata e più nuvole durante il pomeriggio. Ciao a tutti e ci sentiamo domani.